Caro Ignazio, mio provolone dolce e piccante, quella disgraziata di tua moglie che non muore mai, non devi impedire la nostra felicità. Tu devi separarti legalmente a vivere con me. Io ti aspetto domani sera per mangiare pane a monoprivolo. Alla faccia di quella strega di tua moglie. Aspetta, cuccio. Non mancare! No. Tua Zezé! Ma che? Zezé! Oh, mamma mia. Zezé! Ma allora, ma allora io non sto suonando! Ma allora dai che cosa? Ma quando vai? Mamma mia! E io come faccio a fare? E come faccio a fare? E dicete voi che faccio a fare? Ti devi calmare! Mi calmo! Ti devi calmare! Mi calmo perché io Sei una devo persona dare per- l'esempio a mia Sì, figlia bravo. questa distruzione di tanta. Ecco chiude a me! E chi da beccia vigna da me non fa male! Basta! Io non voglio sapere niente di più, sparite tutto quanto. Ma la dai tutto quanti, voglio rimanere sola. Sola già rimane. Fuori, Gli altri vengono tutti qua. Fuori! Tu no, dai. Non c'è! Non c'è, calmati! Comunque state sereni. Hai capito, mamma? Stai sereni. State sereni tutti quanti perché io sto senza forza. Senza forza! Tiene 15 minuti di tempo. Si rende 15 minuti, non lascia che sta casa. Io ti sbramo. Firmato la tigre della Chiavarlo. Ma chi sei stato? Non Carlina parla! E allora non hai capito che tieni 15 minuti di tempo, se rinde a 15 minuti non lascia che sta casa si chiama Magnonasa, punto! La tigre della malezza. Calma, ascoltatemi. Ma guarda, ma non si chiama, punto! E tenevo pure la parrucchina. A dati. Già, che lo fa un forse, mi fa pure.